A Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, nella grotta Ciavuli, nell'area gestita da Legambiente, scoperta una nuova specie di coleottero. I dettagli nelle interviste. Oggi presentiamo questa scoperta, la scoperta di una nuova specie di insetto, che è un coleottero pselafide, che è stato chiamato Ticobitinox muxarri, in quanto appunto la specie è stata dedicata al paese dove abbiamo fatto questa scoperta, all'interno della grotta Ciauli. Si tratta di una scoperta significativa, poiché questa è una specie endemica, quindi si trova soltanto in questo territorio. È stata scoperta nell'ambito delle attività di monitoraggio che sono state condotte in collaborazione con la riserva gestita da Legambiente. Le attività di monitoraggio sono iniziate nel 2022-2023, sono state condotte da me, che faccio parte del Centro Nazionale Ricerche, in collaborazione con l'Università di Catania, in particolare con la figura di Giorgio Sabella, che è lo specialista di questo gruppo dei coleotteri pselafidi. La specie attualmente è in descrizione, verrà presto pubblicata sulla rivista internazionale PLOS ONE e rientra nell'ambito delle attività di ricerca che stiamo conducendo nelle cavità naturali della Sicilia. Siamo arrivati al momento clou di questa giornata, un evento denominato naturalmente Mushar, organizzato da Val di Camme e dalla riserva naturale di Legambiente di Sant'Angelo Musharo, un evento importantissimo per noi santangelesi, perché in mattinata, oltre ad aver potuto godere delle bellezze naturalistiche facendo trekking per le nostre campagne, delle escursioni all'interno del vallone del Ponte e delle escursioni in e-bike per vedere e constatare la natura incontaminata di Sant'Angelo Musharo, adesso siamo qui nella sala consiliare Comandante Luigi Barba del nostro comune per la parte clou, ovvero quello che ci rende orgogliosi, una ricerca, la presentazione della ricerca del dottor Nicolosi, dove verrà presentata una nuova specie di insetto che vive nella nostra riserva naturale Grotta Ciauli. Un momento veramente importante per il mondo della scienza, ma anche per il nostro comune, che, perché no, diventa sempre di più obiettivo di studio da parte del mondo della ricerca e da parte del mondo di chi vuole vivere davvero un percorso nella natura ancora non contaminata dall'uomo. Allora, oggi ospiti naturalmente a Musharo un bel po' di gente, un bel po' di presenze in 3 eventi naturalistici che hanno visto parecchia partecipazione, sia con l'escursione speleologica gestita da Legambiente Grotte di Sant'Angelo Muxaro, l'escursione in e-bike che ha visto un itinerario che ha toccato i territori di Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, in Contrada Pantano, Mizzero, Moxarello e Carbonia, con diverse tappe nella necropole, e un altro itinerario a piedi grazie all'associazione Sicana Outdoor, che ha toccato un po' le emergenze archeologiche e naturalistiche di Sant'Angelo Muxaro. Un discreto successo, come al solito, che ormai questo tipo di eventi attraggono diversa gente che aspetta giornate come queste per trascorrere una giornata conviviale. L'occasione è stata una perfetta giornata per conoscere la nuova gestione dell'antico forno Terebinto, che sempre di più diventa un'importante tappa delle nostre escursione a Sant'Angelo Muxaro.